Buonasera cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia, in compagnia delle Sibille. Questa sera non sono qui per avvisarvi che non ci sarà la diretta, questa sera si tiene regolarmente la diretta, dunque sono qui che aspetto alle vostre domande per rispondervi appunto gratuitamente. Vi ricordo che siamo attivi su più canali, i nostri gruppi social su Facebook, veniteci dunque a trovare nel gruppo I Casti Sacerdotali e il gruppo Magie Sibille Tarocchi Radiestesia. Cercate appunto su Facebook questi gruppi, iscrivetevi, saremo ben contenti di accogliervi. Vi ricordo che il Marietto ha un canale YouTube, se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al suo canale e se ancora non l'avete fatto iscrivetevi anche a questo, mi farà molto piacere il vostro sostegno. Vi ricordo inoltre che abbiamo un sito di riferimento che si chiama www.ilcapitano.altervista.org, al quale potrete accedere in qualsiasi momento e dal quale potrete scaricare gratuitamente molte risorse, tra cui appunto PDF gratuiti di radiestesia e radionica. Dunque non perdete questa opportunità di iniziare a cambiare qualcosa nella vostra vita con l'aiuto delle onde di forma. Tra l'altro nei vari ebook ci sono tutte le spiegazioni di utilizzo e se doveste avere dei dubbi ricordatevi che nei nostri canali YouTube, dunque il canale YouTube del Marietto Veneziano che si chiama proprio Marietto Veneziano e nel mio canale YouTube dove siete qui questa sera, ci sono delle playlist, proprio cercate la sezione playlist per poter vedere e prendere visione appunto dei tanti video che abbiamo divulgato gratuitamente nel tempo e tra i quali trovate anche spiegazioni di radiestesia, radionica e moltissime altre discipline e tematiche dell'occultismo e dell'esoterismo. Bene, detto questo, vi ricordo anche che il sito ha una sezione e-shop dove trovate appunto i nostri servizi. Tra l'altro siamo anche sempre disponibili per consulti privati a pagamento. Un consulto ha una durata di 45 minuti e un costo di 20 euro. Dunque, se volete prenotare il vostro consulto per gli approfondimenti, non ci sono limiti di domande, potete chiedere quello che volete, l'unico limite ovviamente è il tempo. Bene, detto questo, direi di cominciare a salutare gli amici che sono collegati, mi fa molto piacere, intanto siamo un bel gruppetto. Saluto Cassiopea, saluto Stefania, buonasera Galleria Popolare, buonasera Luciana, buonasera Marietto, buonasera Chiara, buonasera Elisabetta, buonasera Maria, buonasera Italia, buonasera Stefania, buonasera Barbara, buonasera Luciana, buonasera Loredana, buonasera Antonio. E bene, Cassiopea, ti ho salutato, sei stata anche la prima. Benissimo. Detto questo, buonasera Angi. Allora, detto questo, direi di cominciare a rispondere, ma dal momento che probabilmente si collegano anche persone nuove, spiego cosa dovranno, in che modo, ecco, formulare, non cosa scrivere, perché chiaramente non spetta a me dirvi cosa chiedere, ma come chiederlo. Sì, ho bisogno che mettiate il vostro nome di battesimo, la vostra data di nascita, una domanda precisa, ok? Così che attraverso la domanda io abbia la chiave di lettura per interpretare le sibille. E se chiedete, non so, un fidanzato, un marito, l'amica, la collega di lavoro, ecco, se chiedete di controllare su un'altra persona, dovrete cortesemente mettermi anche il nome e la data di nascita di questa persona. Detto questo, mi raccomando i dati completi, le domande devono essere formulate con i dati, non fatemi saltare qua e là tra i commenti, ricordatevi il vostro nome, la vostra data di nascita e la domanda, ok? È importante per me per la scia vibratoria.
Benissimo, allora ho visto che si sono aggiunti nel frattempo Elena, Alfio, Manuela, benissimo. E poi c'è anche Agnieszka, mi raccomando Agnieszka, hai visto che mi serve anche la data. Va bene. Detto questo, cominciamo. Allora, vi ricordo tra l'altro che questa sera, anche quando ci saluteremo a fine diretta, il mio lavoro e il lavoro del Marietto Veneziano non saranno conclusi perché proseguirà con le pulizie. Ormai i nostri amici sanno che il venerdì ci occupiamo della pulizia settimanale di un gruppo di persone che si sono affidati a noi per l'equilibrio energetico. Benissimo, dunque per queste persone sappiate che siete sempre accuditi, anche sotto le feste le abbiamo fatte, dunque benissimo. Mi sono saltate 2 carte. Amatrice militare, anche se la domanda non c'era, hanno deciso di dire qualcosa. Allora, cominciamo dalla prima domanda. Allora, la prima domanda è di Sara Elisabetta. Benissimo, Sara Elisabetta chiede, lei intanto è nata il 19 maggio 89, ci sarà un incontro romantico nel prossimo futuro? Cara, spero che le sibille ti dicano sì, vediamo un pochino cosa rispondono queste meravigliose 52 anime. Sapete, non sono solo mie amiche, perché chiaramente sono moltissime le persone che hanno la fortuna della compagnia delle sibille. Poi qualcuno riesce a costruire un rapporto più intenso, qualcun altro ne è affascinato, curioso. Io cammino con le sibille da 31 anni, 31 anni ormai. Mi ritengo molto fortunata, ogni tanto sento come si potesse sentire la presenza di queste anime, dunque è sempre una gioia poter stare con loro. Hai visto che quello che faccio fra le tante cose, dunque ho la fortuna di stare a contatto con qualcosa che mi rende felice. Allora, vediamo questo incontro romantico per Sara. Allora, ascolta, o si tratta di un corteggiamento sul lavoro, questo è solo il taglio, chiaramente, perché poi andiamo a rispondere anche con la stesa. Dunque, o il corteggiamento avverrà sul lavoro oppure si tratterà di un uomo, un uomo che è un piccolo imprenditore oppure un libero professionista, un commerciante, un qualcuno che fa appunto del mercato, tra virgolette, la sua professione. Dunque potrebbe anche essere qualcuno che per lavoro si occupa di marketing, oppure un direttore vendite o un rappresentante. Comunque qualcosa. L'ambito lavorativo di sicuro. Corteggiamento c'è, stiamo a vedere cos'altro dicono. Allora, speriamo che le mie amiche sibille siano in forma stasera, che mi comunichino le cose in modo chiaro, ma a me sembra che già questo triangolo qui dica qualcosa di molto bello. Allora, partiamo dall'inizio con la linea del passato, viaggio, conversazione, giovane fanciulla, Imeneo vedovo. Allora, nel passato c'è sicuramente stato qualcosa, cara Sara Elisabetta, che è un bellissimo nome veramente. Allora, qualcosa di bello che sembrava aver cominciato, avere inizio, c'era probabilmente, vedi, conversazione, dunque magari vi frequentavate anche all'interno di una piccola comitiva, comunque sembrava sul punto di concretizzarsi e tough. Al presente devo dirti che non vedo molta sostanza, c'è un blocco, un senso di solitudine, una nostalgia, una lontananza, insomma, per un po', perché
il prossimo passaggio del prossimo periodo non è proprio coloratissimo. È un periodo che mi sembra di transizione, di recupero. Dovrai sicuramente lavorare per lasciare andare qualcosa del tuo passato, qualcosa che magari per certi versi ti sembra ancora di aspettare. Ma secondo me è proprio tempo di voltare pagina e sicuramente arriverai a un punto in cui probabilmente un incontro ti metterà un pochino in crisi o ti porterà a reagire e a cambiare qualcosa. E poi guarda che l'incontro vedo proprio arrivare. Sai, può essere qualcosa anche così improvviso e forte, perché sono carte, poi questo messo così senza altre carte che possano contraddire, sembra proprio, non dico un colpo di fulmine, ma uno di quegli incontri, perché poi c'è anche la carta della fedeltà, dunque qualcosa di abbastanza interessante e forte. Devo dirti anche che anche sotto l'aspetto fisico ci sarà veramente una grande, grande compatibilità e un grande coinvolgimento. Andiamo avanti e rispondiamo alla prossima domanda, che è di Cassiopea, che si chiama Katia, 28 febbraio 75. Bene, vediamo cosa dicono le sibille per Katia, 28 febbraio 75. Allora, ancora Katia, se percepisco che ti manca una persona che vedevi, qualcuno con cui stavi, oppure ti manca l'idea di frequentare qualcuno, di incontrare qualcuno. No, ma da quello che vedo qua c'è ancora un dispiacere un po' in corso. Allora, da quello che posso intuire nella prima linea, tu hai amato molto nel passato, c'è stato anche un rapporto molto importante con un uomo probabilmente un po' narciso, poteva essere un po' qualcuno che ha messo davanti probabilmente il suo lavoro, la sua carriera, oppure insomma, probabilmente si è allontanato. Anche ricordiamoci che questa è una carta che in alcune circostanze, considerato che la carta subito dietro non è esattamente positiva, dunque l'artista può parlare di qualcuno che magari promette delle cose o usa la parola per riuscire a conquistare, sedurre o portare l'acqua al proprio mulino. Dunque sicuramente qualcuno di questo tipo, una persona comunque affascinante, carismatica, ha fatto parte del tuo passato e probabilmente ancora adesso rimpiangi questa persona. Vedo che c'è ancora un blocco qui. Domestico, superbia, c'è qualcuno che un po' cerca di starti accanto, ma non vedo un grandissimo slancio. Mi sembra che tu sia ancora piuttosto sofferente riguardo la persona del passato. Dunque è come se questo poverino si dovesse misurare con un avversario o un concorrente forte e probabilmente anche tu, può essere che tu stessa senta di avere della concorrenza intorno a te, nel senso che magari una persona che a te interessa, se non addirittura quella del passato, ha qualcuno intorno con la quale, oserei dire, tu senti di doverti misurare. Denaro,
gran consolazione nemico. Allora, ovviamente per le questioni sentimentali sembra che tu, o che in ogni caso possa, o sentirai la necessità di sognare un qualcosa di più stabile, ma ancora c'è qualche difficoltà, qualche ostacolo, però guarda, anche questo triangolo non è meno interessante dell'altro. Vedo, della stesa precedente, dico, vedo che con fedeltà, allegrezza al cuore sacerdote, anche se probabilmente non sarà un corteggiamento o un incontro di quelli al cardiopalma, sarà invece piuttosto un qualcosa di maturo. A volte magari lo slancio sembrerà un po' più attenuato, però vedo comparire un uomo più grande di te e anzi, comunque il corteggiamento non è da poco, non sarà una cosa che ti lascerà indifferente, va bene? Dunque, ehm, quello che posso dire con questo esito, che è tutto al femminile, è un esito dove le figure femminili sembrano affollare la tua lettura, dunque diciamo che probabilmente puoi contare su suggerimenti e sulla complicità che hai con una vecchia conoscenza, ma dovrai fare attenzione invece a una giovane donna. Non so perché, per quanto riguarda il nuovo amore, ehm, mi vengano fuori queste carte, ma c'è sempre un motivo e sicuramente tu lo scoprirai. Andiamo avanti, rispondiamo alla prossima domanda, che adesso vediamo di chi è. Di Stefania. Allora, vorrei sapere se a febbraio vedi un ritorno. Febbraio? Hai già deciso fra un mese? Allora va bene, vediamo se c'è questo ritorno. 30 novembre 79, lui 14 marzo dell'80. Lui però, mi serve il nome Stefania, me lo puoi scrivere cortesemente se non l'hai già scritto magari in fondo? Non l'hai scritto. Allora Stefania, mi raccomando, per favore, mi serve il nome di lui per questa domanda sul ritorno, cortesemente, grazie. Io nel frattempo passo alla prossima domanda. Appena vedrò, ecco, Giovanni, perfetto Stefania, allora procedo con te. Vediamo se a febbraio Giovanni torna da Stefania. Stefania 30 novembre 79, Giovanni 14 marzo dell'80. Mm. Allora, non è un brutto taglio, però c'è una distanza fisica. Mm. Allora, e non è proprio, sì, c'è proprio difficoltà. Allora, partiamo dalla prima linea. Militare, fortuna, casa, gran signore, donna maritata. Prima linea, niente da dire. Anche se un passato che può comunque raccontare di qualche lotta, di qualche conquista sudata, probabilmente non è stato facilissimo il rapporto tra voi o costruire il rapporto tra voi. Eh, Non so se lui si è allontanato perché, però non vedo una rottura, non so se si è allontanato per questioni lavorative o ehm, anche se qui c'è una donna maritata. Ecco, dunque, qua non conoscendo niente di voi, non so se questa donna maritata sei tu accanto a lui o se lui è sposato.
Mm? In ogni caso, al presente c'è un blocco, forse proprio lontano perché non so se è bloccato a causa del lavoro, in ogni caso vi sentite, oppure se siete proprio bloccati e sono bloccate anche le conversazioni. Qua io lascio a te quale delle due sia la cosa giusta per te. In ogni caso c'è un blocco. Da una parte può esserci come dire, una compartecipazione di responsabilità. Magari non siete in grado, non riuscite a comunicare liberamente. Comunque, lui ci sta pensando, però c'è proprio un impedimento, qualcosa che avverrà a impedirgli di tornare, come un imprevisto, un qualcosa al di là della sua volontà. Belvedere, dottore, guarda, quando sembra che ci possa essere una possibilità, uno spazio, un margine di rientro, c'è poi una notizia negativa. Non riesco a vederlo ritornare e non riesco a capire se è lontano per questioni lavorative, allora magari ci sono degli impedimenti al di fuori di lui, o se è lontano perché c'è questa donna maritata e si è bloccato un po' tutto, sebbene lui, soprattutto nel prossimo periodo, ci penserà tantissimo, ma alla fine, qua, almeno a febbraio, visto che la tua domanda verte su quello, non vedo questa cosa. Lui però non so se te lo promette o se il suo ritorno, diciamo così, il suo viaggio è più un qualcosa che ti ha comunicato per telefono o per messaggio. Però, vedi, lo spostamento sembra esserci, il cambiamento verso di te sembra esserci, però attenta perché magari inizialmente sarà solo un qualcosa che riesce a dirti per telefono o per messaggio, non è detto che tu riesca a vederlo già a febbraio, perché qui non c'è la riunione, ma solo la possibilità, il potenziale di un viaggio, di uno spostamento, cioè che con costanza c'è la riuscita, però potrebbe essere anche che dobbiate organizzare un incontro, ma dirti che a febbraio c'è il ritorno, non lo vedo. Allora, bene, passiamo alla prossima domanda. Allora, il Marietto intanto saluta tutti, lui mi precede per le pulizie del venerdì, dunque io intanto lo saluto, a domani, ci sentiamo domani come sempre. Intanto torno da voi, torno alla prossima domanda. Allora, vediamo un po', la prossima è di Barbara. Barbara, 4 dicembre 82, volevo sapere se Roberto, 14 novembre 78, si sta avvicinando a me piano piano. Ok, vediamo se Roberto, vediamo cosa combina Roberto verso Barbara. Vediamo che intenzioni ha. Un avvicinamento cauto, un po' pensieroso. Allora, dall'esito direi che piano piano aumenterà l'intimità fra voi, cioè la vicinanza, anche il senso di familiarità, di consolazione, di serenità che si crea, no? Quando si sta bene con qualcuno. Dunque vedo che questa cosa svilupperà, poi ne parliamo. Però diciamo che siamo partiti un po'
con una linea un po' particolare, abbiamo consonante sorpresa, pensiero, disgrazia, stanza, amore. Dunque è una linea un po' così, diciamo che magari ci ha anche pensato, è stata anche una bella sorpresa incontrarti, e gli ha sicuramente dato modo di pensare, ma vedi che come incontri non si è un po' frenato probabilmente, però guarda che l'attrazione è stata immediata, ok? A prima vista oserei dire. Adesso, sai, è cambiato il suo modo anche di porsi con te, più amichevole, forse si è un po' sbottonato, comincia a essere più partecipe, più spensierato. Dunque, c'è però qua una figura. Allora, questa figura può parlare anche della preoccupazione nei confronti dei pettegolezzi, ma anche qualcuno che può creare disturbo e ostacolo. Dunque, diciamo che al momento qualcosina comincia a muoversi, ma c'è un ostacolo, qualcosa che forse ancora non si vede. Nel prossimo periodo, leggerezza, fedeltà deliranti. Ecco, probabilmente lo slancio che si comincerà a percepire o a vedere potrà sempre, vedi, se qua c'era il pericolo di qualcuno che potesse fare interferenze anche con le sue parole, anche con quello che dice, questo è proprio un clima di confusione che può essere generato da pettegolezzi. Dunque, occhio, non so dove lo hai incontrato, questo Roberto, però a quanto pare non sfugge il movimento cioè il vostro avvicinamento, non sfugge all'attenzione degli altri. Comunque, Costanza, donna maritata, vecchia signora. Se lui ha una moglie, cioè se lui è impegnato, credo che comunque opterà e si manterrà saldo sul rapporto che ha. Se invece non è questo il senso, cioè se lui non ha una persona già stabilmente accanto a lui, allora può essere che comincerà a vedere in te una persona solida, stabile e con la quale poter parlare e a cui chiedere consiglio. Dunque, diciamo che comincio a vedere qualcosina, qualche sbottonatura, ok? E forse un segno, qualcosa di un po' più piccantino, però non sto dicendo da incontri in qualche posto veramente cioè privato dove potete essere tu e lui soli e tutto il mondo fuori, dico che qualche flirt, qualcosa, qualche corteggiamento un po' più con un coinvolgimento superiore potrà cominciare nel prossimo periodo, però appunto qua saprai tu se ehm, questa cosa generando confusione lo spinge poi a scegliere la donna che ha già stabilmente oppure se questa cosa comunque procede in un buon sodalizio dove appunto tu puoi anche consigliarlo qualche volta. Devo dirti che come ho anticipato all'inizio, cresce un certo coinvolgimento e secondo me ci sarà anche uno slancio in più, però attenzione perché vedo guai all'orizzonte, nel senso o tirerà fuori un temperamento troppo geloso lui o lo tirerai fuori tu, oppure comunque questa, la carta della gelosia, è una carta che preannuncia comunque discussioni o emozioni molto forti della però tonalità un po' negativa, non certo esplosioni di gioia, va bene? Dunque, attenta. Però sì, qualcosina, effettivamente, qualche accrescimento c'è, ci sarà. Allora, rispondo a Luciana. Luciana 13 dicembre 70 e Davide 15 ottobre 83. Vediamo come andrà.
Luciana e Dante. Luciana e Dante. Allora, ecco, questo è proprio, oserei dire, un binomio che parla di passione e attrazione fisica, più di altro, nel senso che questi sono proprio gli incontri a tu, tête a tête, oseremmo dire. Questa è una carta che per l'amore parla di amori facili, dunque sicuramente c'è una componente fisica molto importante. Vediamo però come andrà. Aspettate, ecco così, si vedono meglio. Allora, conversazione, amore, consolante sorpresa, giovane fanciulla ammalato. Allora, qui vedo già un clima che parte da un dialogo, comunque un dialogo su cui, vedi che la conversazione dunque o l'incontro fra voi è avvenuto in circostanze, non so, a casa di amici, o un incontro in una comitiva, in un contesto con più persone, in un locale. Qua comunque nel passato parla di un qualcosa dove vi siete piaciuti durante questo incontro, c'è stato comunque questo, insomma, oppure addirittura io non so, non sapendo nulla della situazione, potrebbe anche essere che in un contesto di discussione, magari, so perché no, anche su un social, non è detto che questa conversazione sia avvenuta veramente fisicamente, anche se in genere parla proprio di incontri in un gruppo di amici, però potrebbe essere anche un gruppo che si è radunato virtualmente. Comunque, vi siete piaciuti e da qui è nato un qualcosina, o comunque vedi che c'è una prima soddisfazione. Però giovane fanciulla malato, dunque potrebbe anche essere che la presenza di una ragazza più giovane, che ovviamente riguarderà lui, ha creato non poche difficoltà. Al presente c'è questo corteggiamento, c'è anche l'attesa che inizi qualcosa, e comunque è un qualcosa abbastanza. Eh, eh, Questa è la carta di quando si raccolgono i frutti del proprio lavoro, dunque è qualcosa su cui entrambi vi siete dati da fare, o comunque c'è una compartecipazione interessante da parte di tutti e due, o interessata, diciamo così. Lettera, viaggio, morte. Allora, forse un incontro o uno spostamento che lui o che avreste dovuto fare o che farete o si dovrebbe fare nel futuro, o la notizia di uno spostamento, però vedi che niente, dunque non ci siamo. Qualche cambiamento in tuo favore sembra fermarsi. Potrebbe anche essere il fatto proprio che lui viaggiasse fisicamente per venire da te e che non sia possibile. Addirittura proprio bloccato questo ragazzo. Nel prossimo periodo ancora lo vedo ancora più bloccato. La donna maritata messa lì, non so, allora, o sei tu quella sposata e dunque in qualche modo lui è bloccato verso di te, oppure lui ha già accanto qualcuna, una convivente, una compagna ufficiale, qualcosa del genere, e dunque è bloccato per questo. Comunque, vedi la carta del ladro, come hai visto in altre circostanze non è comparsa, è la prima volta che compare stasera, ma in genere quando c'è questa carta si parla sempre di relazioni extra, cioè non ufficiali, o qualcuno che si inserisce all'interno di un contesto ufficiale, dunque un terzo incomodo, possiamo definire così.
E sicuramente è un qualcosa che comunque ha dato una scossa, ma rischia solo di portare turbolenze in una situazione invece solida, stabile, a casa. Dunque, siccome io comunque non so effettivamente in che situazione siete voi due, dunque non so a casa di chi possa portare degli sconvolgimenti e in ogni caso attenzione perché potrebbero poi esserci dei rimpianti. Dunque, non so. Sicuramente c'è attrazione, ma potrebbe essere anche solo quello, la vera motivazione. Allora, voglio rispondere dunque a Loredana. Loredana, buonasera, volevo sapere come va la mia situazione economica, così cambiamo argomento. Va bene, Loredana, rispondiamo a questa domanda. Allora, 19 dicembre 68, rispondiamo, care Sibille, ditemi come va la situazione economica di Loredana. E come andrà soprattutto, grazie. Perché come va sicuramente la Loredana lo sa. Allora, lettera domestico. Dunque dovrebbe giungerti una qualche comunicazione da parte di un uomo bruno. E vedremo. Oh. Allora, cara Loredana, cominciamo con un passato dove probabilmente o una proposta che hai ricevuto si è talmente ritardata che è finito col non concretizzarsi e dunque qualcosa che probabilmente per te poteva essere un progetto importante o una persona, attenzione perché magari questo non è un progetto, non è una proposta, potrebbe anche essere che indica qualcuno che ti ha fatto la proposta, una qualche proposta, mm, e che però, come vedi, con questa carta dei sospiri, questa cosa si è portata talmente in là nel tempo, ha conosciuto così tanti ritardi e ostacoli che ti ha tormentato per un po'. Ora presumo che rispondendoti a questioni di natura economica si trattasse appunto di una proposta, magari tu aspettavi una qualche risposta o che questa cosa prendesse il via e magari non è andato così. In ogni caso, con Vecchia Signora, Gran Consolazione e Prigione, vedo che comunque poteva essere o una situazione, un progetto o un lavoro che tu facevi già da molto tempo, oppure si tratta comunque di una figura più grande di te, probabilmente una donna che ti ha saputo consigliare, spronare e grazie alla quale hai cominciato a pensare delle alternative, delle cose, ma poi un blocco già nel passato. Dunque diciamo che forse o è una proposta o doveva arrivare qualcosa a livello economico e questo qualcosa comunque ha subito dei ritardi, si è fatto attendere, ma ancora è rimasto bloccato, diciamo così, nel passato non vedo questo ingranare. Ancora adesso, attenzione perché donna di servizio, nemica, falsità, ladro, abbiamo una situazione dove ancora c'è tanto da fare, ma ci sono anche molti ostacoli e persone che non te la contano giusta. Dunque devi fare attenzione a chi comunque cerca di portarti via qualcosa o che ti nasconde volutamente qualcosa o che mente. In ogni caso è una situazione a livello economico che nasconde delle insidie. Attenta, dunque guardati bene intorno
chiarisci bene tutte le circostanze. Ti vedo comunque in attesa nel prossimo periodo, però questa cosa, questa notizia, questa persona che probabilmente tu aspetti e che ha dei collegamenti col tuo passato, o non arriva o la risposta non è positiva. Però attenzione, perché finora abbiamo parlato di ritardi, ostacoli, impedimenti, attenzione anche a qualcuno che magari se volti le spalle potrebbe non guardartele non positivamente, non con amore, però quello che vedo è che c'è la possibilità, vedi, di un incontro fortunato, un colloquio fortunato o un qualcosa che comunque appunto porta finalmente un po' un cambio dei venti. È possibile che c'è comunque un rasserenamento, un periodo un po' finalmente di qualche novità, qualche miglioramento, eh, qualche piccola preoccupazione per il futuro, ma ha sicuramente una valenza molto più ottimista e positiva la carta della giovane fanciulla, perché premette o è il preludio a qualche capitolo comunque nuovo, purché, anche sebbene incerto, comunque positivo. Dunque, almeno abbiamo un po' di respiro. Dunque, diciamo che potrebbero esserci stati dei ritardi nel ricevere o nel concretizzare qualche guadagno. Attualmente ci sono delle situazioni o delle persone che o non ti stanno pagando o ti nascondono delle cose o cercano di raggirarti in qualche modo con false promesse, attenta. Nel futuro vedo che attendi una risposta da parte di una persona, questa risposta non sarà positiva, ma non ti arrendere perché quando sembrerà tutto perso, in realtà finalmente ci sarà la svolta e vedo che andrà meglio. Come esito però attenta, c'è ancora un imprevisto che giungerà, forse una comunicazione non piacevole, potrebbe essere una lettera a carattere legale o non lo so, qualcosa che non sarà tanto positivo per lettera. Però devi tenere duro, certo è un periodo di sacrifici, ma abbiamo visto che qualcosa va a cambiare. Ok, allora carissimi, io intanto ringrazio come sempre di avermi tenuto compagnia, di esservi affidati a me per la vostra domanda. Io tornerò a fare la diretta lunedì, risponderò dunque alle persone a cui non sono riuscita a rispondere questa sera o a quelli che si collegheranno alle 21:30 lunedì sempre qui su questo canale e sempre gratuitamente, sempre ovviamente chiedo, e questo lo chiedo ogni volta, di lasciare spazio soprattutto alle persone che non hanno ancora avuto l'opportunità di ricevere una risposta gratuita. Ricordo comunque che sono disponibili per consulti privati a pagamento, il consulto ha un costo di 20 euro da pagare in anticipo e una durata di 45 minuti. Dunque non esitate a contattarmi in privato perché potremo approfondire moltissimo usando anche altre discipline, tra cui l'astrologia antica, che vi sorprenderà. Io vi ringrazio tantissimo e vi auguro un buon proseguimento di serata. Ricordo ai miei assistiti che adesso il lavoro per la ILD continua perché vi pulisco. Un abbraccio e vado a fare il mio trattamento radiestesico per tutti i miei assistiti. Grazie a tutti e buona serata. Grazie. Buonanotte.